Accantonata e messa da parte la sconfitta di domenica scorsa contro il Marineo, una sconfitta casalinga che ha permesso alla Nissa di allungare di altri 3 punti nella classifica del campionato di eccellenza. La Pro Favara adesso si rituffa nel campionato in vista dell'incontro di domenica fuori casa con il Casteldaccia. È già arrivato e fa parte della rosa e si sta allenando lo svedese Bofka, il nuovo acquisto che va ad imbinguare lo spogliatoio della Pro Favara dopo la dipartita consensuale di Cannavò e Garufo. Sicuramente nell'assetto societario ci sarà anche l'opportunità di rivedere tutto l'organico e magari ancora di provvedere a qualche nuovo acquisto nel mercato invernale se la Pro Favara, come ha sempre dichiarato, vuole fare un campionato di vertice. Il cammino è ancora lungo, ma la distanza con la Nissa prima in classifica sicuramente non si deve allungare. Oggi l'allenamento di rifinitura questa mattina per permettere a mister Catalano di portare in campo domani la migliore formazione possibile. Ma sentiamolo. Sì, assolutamente, dobbiamo essere bravi a mettere da parte quella sconfitta, sappiamo che brucia, però bisogna essere bravi, intelligenti a capire gli errori che sono stati fatti e pensare subito alla prossima partita, che è un'altra partita difficile. Si va a Casteldaccia? Sì, una partita complicata, un campo diverso dal nostro, andiamo a giocare su un campo in erba e quindi sappiamo che dobbiamo dare il massimo per cercare di portare a casa la posta in palio. È vero che adesso siamo a 6 punti dalla Nissa, ma credo che il campionato sia abbastanza lungo per poter recuperare i punti che mancano. Appunto, non possiamo permetterci più alcuna distrazione. Assolutamente, ma credo che i ragazzi questo lo sanno, neanche domenica vorrei dare grosse colpe, anche se il risultato in questo momento ci ha detto che abbiamo perso la partita, però credo che in campo i ragazzi hanno cercato in tutti i modi di portare a casa un risultato positivo, non ci siamo riusciti, vuol dire che dobbiamo fare qualcosa di in più e credo che da domani i ragazzi metteranno qualcosa in più in campo per portare a casa la partita e la vittoria finale. La separazione consensuale con Cannavò e Garufo, l'innesto del nuovo acquisto. Forse la Pro Favara ha bisogno ancora di qualche elemento? Ma stiamo valutando col direttore, con la società, quello che ci può servire per completare un attimino la rosa. Sono andati via 2 giocatori, adesso cercheremo un attimino di integrare con altri 2 o 3 elementi che ci possono dare quel qualcosa in più che serve da qui a fine campionato. Facendosi un piccolo esame, mister Catalano che cosa dovrebbe fare in più per proseguire vittoriosamente il cammino? Ma c'è sempre da fare qualcosa in più, valutare gli errori che sono stati fatti e valutare un po' anche la prestazione di domenica, anche se devo dire che gli errori sono errori singoli, quindi sono degli errori che bisogna anche evitare, però purtroppo sono successi e in questo momento questi errori ci impediscono di essere lì o a 2 punti o a pari punti dalla Nissa. Questa non vuol dire che ci sono delle responsabilità, perché le responsabilità sono solo le mie in questo caso. Sicuramente io dovrò dare di più, ma credo anche i ragazzi dovranno fare qualcosa in più per cercare di recuperare il gap che c'è con la Nissa. Sabato mattina il consueto allenamento di rifinitura, sono emerse indicazioni particolari? No, le indicazioni particolari sono che i ragazzi sono consapevoli, fino a stamattina abbiamo un po' chiacchierato, discusso di quello che è stato la settimana, la partita di domani, stanno tutti bene, c'è un nuovo innesto, quindi c'è un po' di entusiasmo che credo che serva a questo gruppo per andare avanti. Ed ecco il nuovo innesto della Pro Favara, Adin Bukva, classe 98, un attaccante di categoria venuto a Favara con entusiasmo, credo. Sì, molto contento per venire qua e aiutare la squadra. È una piazza importante, sono molto contento. Iniziato già subito l'allenamento, che impressione hai avuto? No, la squadra è forte e si vede anche in classifica. Io credo questa squadra fa bene fino ultimo. Il tuo passato calcistico dà molta importanza al tuo arrivo qui a Favara. Giocato in Serie D, giocato in Serie C, quindi insomma sicuramente i tifosi si aspetteranno tanto da te. Sì, ma come detto prima,
Per me è importante squadra, io non posso giocare da solo, siamo una squadra con 11 giocatori su campo e più 6 a panchina, tutti sono importanti per vincere.